Rieccoci a Primus Inter Pares, ci facciamo un'autopubblicità ogni volta rientro, vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Francesco, hai novità, qualcosa da domandare, messaggi? Allora Giorgio, tantissimi messaggi e devo dire che arrivano anche tantissimi attestati di stima per mister Mandolini dai tifosi padovani, sono veramente tantissimi comunque a invocare una continuità per l'anno prossimo per il progetto Padova, e mentre vi devo dire che negli europei sta succedendo un po' di tutto, perché dopo il pareggio del Portogallo la Germania aveva pareggiato con l'Ungheria che dopo 2 minuti è tornata di nuovo subito in vantaggio, quindi al momento non cambia nulla, siamo negli ultimi 10 minuti, la Germania è a 10 minuti dall'eliminazione come ultima nel gruppo, se non fa un altro gol sarebbe qualcosa di clamoroso. Va bene, allora Stefano, guardiamo il futuro del Padova. Perché parti da me? Allora, no, ti faccio due tipi. Allora, sei il più triste. Continuano a dire che praticamente la proprietà, e qui apro una parentesi che non si è mai fatta vedere, io trovo sia stata penalizzante e sia stata anche la concausa del mancato di risultato di quest'anno, perché se Ugo Orlian veniva a trovare i giocatori all'inizio dei playoff, magari poco prima del termine del campionato, avrebbe dato anche lui un po' di carica in più ai giocatori, anche se hanno stanchi o psicologicamente un po', come si può dire, un po' stanchi dal campionato, e la presenza avrebbe aiutato dal mio modesto punto di vista a raggiungere il risultato. Però la proprietà dice, e ho notizie da fonti abbastanza sicure, Stefano mi dice la proprietà continueremo con il budget dell'anno scorso, quindi mi sembra, prendo il beneficio di inventario perché sai che te nella vita possono cambiare le cose, però la quasi certezza è che la proprietà continua con il sì, questo è l'unico dato certo che abbiamo in questo continua momento. Con Soliano, l'unico in discussione, ha detto giustamente, sarebbe mister Mandolini, e ovviamente l'allenatore con il nuovo direttore, cioè il direttore con il nuovo allenatore o col confermato Andrea Mandolini, se rimarrà lui, valuterà ovviamente sulla rosa da fare, perché sia Andrea Mandolini sia Soliano non sono stati contenti di determinati giocatori e ovviamente vorrebbero fare una squadra competitiva per vincere, e i soldi, uso un termine anche non bello, ci sarebbero. In virtù di tutto questo, cosa succederà secondo voi? A me fai una domanda da lotteria. L'unico dato certo è questo, che Ugo Orlian non molla, però bisogna capire come ha intenzione di andare avanti, cioè non è detto che lui, perché quest'anno ha speso anche più di quello che aveva preventivato nel budget. Scusami, mi sono dimenticato un passaggio. La proprietà, ovviamente tramite la Bianchi, ovviamente sta cercando in Padova dei soci che entrano per dare una mano, e ovviamente sapete benissimo anche voi chi entra nella società da mettere 2, 3, 400 mila euro e non contare un tubo, e ovviamente la strada è molto difficile, però la Bianchi sta cercando ovviamente in città un aiuto economico da dare a Ugo Orlian. Era per completare il ragionamento, Stefano, mi sono io la dimenticato faccio di molto dirtelo. breve, dico che il dato certo è quello che hai ricordato tu di Ugo Orlian. Bisogna capire se Ugo Orlian, arrivato al terzo anno del suo impegno, annunciato nell'arco di un triennio, ha tutta l'intenzione di investire in maniera consistente, tenendo anche presente una cosa, non ne abbiamo ancora parlato, ma il girone in cui andrà a finire il Padova con la suddivisione orizzontale non è, almeno in teoria, un girone, dopo in pratica hai visto? Non è un girone proibitivo. Sì, adesso c'è il ballottaggio, se il Gozzano, che è stato promosso dalla Serie D, potrà partecipare oppure no, perché è un po' la situazione del Campo d'Arsego di 2 anni fa, e quindi potrebbe subentrare l'Olbia o l'Entella, ma più che il Piacenza, perché si discute di questo. Io dico che non è ancora neanche secondo me così sicura la conferma di Sean, del direttore, perché da quanto mi risulta c'è un incontro in agenda, oggi è mercoledì, entro il fine settimana dovrebbe essere o domani o venerdì a Milano, tra la Bianchi, che tu hai ricordato, Soliano, e in video chat Ugo Orlian. Qui si deciderà anche quale sarà l'allenatore, se Andrea verrà riconfermato oppure no, che tipo di politica si vorrà seguire, soprattutto su alcuni contratti. Teniamo presente anche che ci sono dei rientri di giocatori
che comunque hanno fatto... Dopo ti faccio vedere tutta la rosa. Ecco, e quindi bisognerà anche capire su questi cosa fare. Ci sono le offerte che sono arrivate non solo per Ronaldo ma anche per Della Latta, e quindi c'è tutto un discorso da fare. Io sono, se vuoi un parere mio personale, sono sicuramente per la continuità, però bisogna capire che tipo di continuità, perché al Padova, che è stato, a questo Padova non manca molto per poter essere il più forte di tutti. Quando io prima parlavo di mentalità vincente intendevo anche la qualità proprio di alcuni giocatori che possono fare la differenza, alcuni quest'anno l'hanno fatta, perché alcuni di giocatori che tu hai avuto anche da gennaio in poi hanno dimostrato di poter fare la differenza. E quindi da questo punto di vista secondo me non ci vogliono grandi ritocchi. E quindi Stefano, perché vado da Elisabetta, quindi non lo so, io credo che Andrea sia ancora in corsa per poter avere un rinnovo. Ma il nodo non è Andrea, è la società che... Sì, io dico, quello, se mi chiede di leggere il futuro, ecco, bisogna capire. Vado lì, poi ci devono lasciare, vado a Elisabetta, che poi ovviamente salutiamo il collegamento con i tifosi del Padova. Elisabetta, vai con i due ospiti, li saluti rapidamente, vai Elisabetta. Esatto, ma tu volevi chiedere qualcosa a Ilario Baldon? No, volevo ricordare Ilario Baldon, che un paio d'anni fa ero in fondo alla penisola italiana, a Santa Maria di Leuca, e che il buon Andrea Miola conosce perché la Puglia lui la conosce bene. E a un certo punto ero Elisabetta, scusami perché sentiamo l'audio. Credo che si ricorda lui. Allora, si ricorda lui. Se la racconta lui. Finire a lui questo ricordo. Ciao Giorgio. Finisci di raccontare questo ricordo che ha iniziato Giorgio, sì, vediamo se corrisponde, se è proprio così. Diciamo che c'era un passaggio di testimone. Io stavo partendo e stavamo nel lungomare e Giorgio è rimasto abbagliato dai colori bianco scudati e ero con questa persona che aveva un vestito talmente abbagliante con i nostri colori che non poteva sfuggire all'occhio di Giorgio. È vero, eravamo a Santa Maria di Leuca e vedo in questa camminata, tu che fai in fondo all'Italia, Mario, e vedo in questa camminata... È stato un piacevole incontro. Sì, una coppia, vedo una con vestito rosso, non aveva sempre che era estate, però il coso del Padova, ho detto qui a Santa Maria di Leuca, di sera erano le 10 di sera, ed era Ilario Baldon con la compagna, insomma, che era proprio lì a Santa Maria di Leuca, anche lì d'estate, cioè l'amore, volevo dire, ho raccontato questo per l'amore dei tifosi che hanno nei confronti del Padova. Vai pure Elisabetta con le domande ai tuoi ospiti. Ecco sì, questo campionato cosa ti lascia? Come penso, anzi come tutti, un grande amaro, un grande rammarico, una grande rabbia, però anche una grande forza per ripartire. Un rammarico sicuramente l'avevo anche un po' scritto, anche se non è in discussione il carisma e le capacità professionali del mister, però io ricordo dopo Trieste in tutte le interviste l'ho visto molto scarico, quando invece purtroppo per noi Caserta incitava e ci credeva più di noi. Questo è un grande rammarico che mi dispiace per mister Mandolini, che lo reputo una bella persona, che però ha avuto questo momento di difficoltà e che a mio avviso, a mio modesto parere, purtroppo l'ha trasmessa alla squadra. Questo è veramente un grande rammarico, perché eravamo lì, bastava poco. E invece tu, Massimiliano, insomma, cosa ti lascia questo campionato, come lo ricorderai e da dove ripartire per il futuro? Allora, intanto ciao Giorgio e saluto tutti i tuoi ospiti presenti. Niente, c'è tanta amarezza per questa sconfitta di questo campionato, l'abbiamo perso 2 volte, però a questo punto è inutile rammaricarsi, bisogna caricare già le batterie da parte di noi tifosi, ripartire più forti di prima sperando nella prossima annata, ecco, niente altro.
Grazie a tutti, grazie a te Giorgio, con questo cedo la linea, vi saluto perché qua la gente ha già iniziato va bene, via. Buon rientro Elisabetta, buon rientro e anche a tutti i tifosi del Padova che come avete capito sono un po' amareggiati, però sono sempre uniti e guardano il futuro roseo, sperando sempre che a Padova cambi un po' la rotta. Su quello che ha detto il tifoso, anzi uno dei capi, perché era il presidente, è stato già presidente della tifoseria biancoscudata, che ha detto che negli ultimi mesi tu hai dato la sensazione di essere un po' demotivato, almeno mi sembra di aver intuito. Ho preso 8 giornate, no, quanto ne ho preso? 6, 7, 5. Ma non so, io non credo. Sicuramente dopo Trieste era amareggiato perché insomma prendere un gol, una schiacciata di mano ero arrabbiato, però non mi sembra di essere stato diverso dalle altre volte, però adesso si vede sempre che sei diverso, va bene così. Anche questo. Va bene, allora il futuro, prego, c'è Andrea Miola, poi Stefano Volpe, poi Concetto Stefano, poi potete intervenire tutti. Insomma, sì, assolutamente. Sul futuro c'è una variabile economica molto interessante da valutare in questi giorni, che forse vale più il discorso di nuovi soci o di cui parlavi prima, ed è, porta il nome di Matteo Lovato, giocatore del Verona, molto richiesto in Serie A, si parla di interesse forte da parte di Atalanta, Lazio e Napoli e di un Verona che avrebbe chiesto una cifra intorno ai 20 milioni di euro, magari difficilmente raggiungibili. Il Padova ha un diritto del 20% sul ricavo della rivendita del giocatore. Speriamo che arrivi. Questo significherebbe avere, non dico il budget della prossima stagione, ma questo è un elemento che, se già la società comunque vuole tenere fede al proprio progetto triennale, diciamo che permetterebbe anche di avere un quarto anno, tra parentesi. Quanto al futuro, io giro... mi auguro che vendano Lovato per 20 milioni, ho qualche dubbio. Non è facile, ma anche fossero 15, comunque sono 3 milioni nelle casse del Padova. Mi auguro però per me qualche riserva come Lovato per 20 milioni ce l'ho. Sul fronte del futuro poi dei giocatori, gira un po' la domanda a Andrea Mandorlini, che è la persona più esperta di questo mondo. Poi che facciamo così, metto la grafica con i contratti dei giocatori, così poi abbiamo il ragionamento completo. Mettiamo pure le grafiche che abbiamo, sia quella con la rosa del Padova con i contratti e anche le prime mosse di mercato. Eccolo qui, c'è sempre un po' scritto, però allora vuoi leggere tu Francesco che le hai scritte, perché sono un po' distanti dal sottoscritto senza occhiali. Assolutamente Giorgio, allora ovviamente questi sono i giocatori, cominciamo dalla colonna di sinistra, sono i giocatori che l'anno prossimo saranno ancora sotto contratto con la relativa scadenza, quindi quelli che hanno scritto 2022 ovviamente hanno un altro anno di contratto, ci sono con altri 2 anni Biasci e Saber, ma sono veramente tantissimi, Vannucchi, Andelkovic, Gasbarro, Germano, Pelagatti, gli stessi Ronaldo e Della Latta, così come Saber, Jelenic, insomma Nicastro, Paponi, Sissé e Biasci. Nella colonna in mezzo sono i giocatori che sono di proprietà del Padova e rientreranno dal prestito, con alcune situazioni che vanno però analizzate, su tutte quella di Mokulu che come sapete insomma è squalificato ancora per diversi mesi per quella dibattuta doping, ovviamente come sappiamo. Nella colonna di destra sono i giocatori che, stante così le cose, non dovrebbero far parte della prossima Francesco, c'è Stefano che mi sta bloccando con la mano, cosa volevi dire? No, io non lo so, cioè, non ho questa certezza su Biasci, che sia sotto contratto fino al 2023. Era un prestito Biasci, tanto è vero che il Perugia ha fatto su un casotto perché il Padova gliel'ha portato via dal punto di vista del prestito. È un prestito che tu sappia, Andrea. Risultava però Stefano con un obbligo di riscatto, se non con obbligo di riscatto, però appunto se succedeva un certo risultato. Obbligo di riscatto solo per le presenze, ma una cosa molto semplice, tipo in caso di Stefano, bisogna essere precisi su queste cose. Ma se non lo dicono di sì, cosa vuol dire? Appunto, io voglio essere preciso, appunto, perché io sapevo che era sotto contratto in caso di promozione. No, quello era Chiricò. Il Chiricò valeva questa condizione. No, ma è giusto Stefano essere precisi, però se rivediamo quella tabella, chiedo alla regia, se hai qualche dubbio è giusto dire, ci mancherebbe. Vai pure Francesco. E dicevo Giorgio, insomma, nella colonna di destra ci sono nella parte in alto i giocatori che quest'anno erano in prestito a Padova e che rientrano, stante così le cose, alle loro case basi, per così dire, tra i quali lo stesso Chiricò, che dicevamo in caso di Serie B avrebbe avuto riscatto automatico, invece adesso torna ad Ascoli e poi si vedrà, perché insomma ovviamente si scatenerà assolutamente un'asta su di lui se l'Ascoli decidesse di non tenerlo quest'estate. I giocatori invece in basso a destra sono i giocatori che vanno a scadenza adesso, al 30 giugno
giugno di quest'anno, 2 portieri giovani, Merelli e Voltan, ma poi ci sono anche pedine importanti, Rossettini, Alfredson, lo stesso Santini eppure anche Matteo Mandorlini. Ma sono più di 30 giocatori. Vediamo c'è allora c'è una domanda da porre subito. Mokulu è sotto squalifica, torna dal prestito, che cosa succede di Mokulu? Punto interrogativo. Questo è vero, questa è una delle cose. Andiamo invece a vedere interessanti anche quelli che tornano dal prestito, però sì, anche rivediamo di nuovo la tabella che ha preparato Francesco l'ha preparata, vi spiego Mario, Francesco oggi l'ha preparata con molta attenzione e sono sicuro che non sbaglia, cioè dovrebbero ritornare al prestito Marcandella dalla Virtus Verona, Valentini da Vicenza, Soleri dal Monopoli, Franchini da Ravenna, Mokulu in squalifica come diceva Stefano Eder da Ravenna, e poi c'è Baraie dalla Salernitana, Buglio dal Livorno e Piovanello Limonese. Quelli in partenza invece, perché hanno prestiti, Dini, Curcio, Kresic, Firenze, Chiricò, Bifurco, quelli che hanno giocato parecchio anche tra l'altro, in scadenza Merelli, Voltan, Rossettini, Alfredson, Mandorlini e Santini. Andiamo a vedere anche qualche movimento di mercato, così tanto per chiacchierare come fanno tutti i grandi nelle televisioni. Allora Ronaldo interessa al Frosinone con una proposta biennale, Paponi interessa all'Ancona Materica, della Latta ci sono delle prime voci di interessamento del Vicenza, ci sei idea per il Pescara, Chiricò in caso di B sarebbe rimasto, invece ritorna ad Ascoli, ma potrebbe esserci tutti. Completato tutto questo, dite tutto quello che volete. Allora, sul piano tecnico l'opinione di tutti che questa è un'ottima base con pochi ritocchi per sistemare quelle problematiche appunto dell'attacco che si è detto, sarebbe una squadra competitiva per giocarsela alla grande un altro anno. Quello che chiedo a un allenatore esperto come Mandorlini, questa mancata promozione per certi giocatori che già si vedevano in B e che hanno anche offerte dalla B, se sul piano tecnico garantiscono un certo campionato, sul piano delle motivazioni e sul piano proprio caratteriale, ma anche a livello di piazza, nel senso che la piazza adesso che ha visto il Padova arrivare a questo livello, pensa che questa sia la base di partenza e sia scontato, e invece bisogna ricostruirselo tutto da zero. No, sicuramente devi ricostruire. Quanto conta questo aspetto delle motivazioni per i giocatori? Vorrei dire anche per l'allenatore, ma hai già risposto dal tuo punto di vista. È una cosa pare, basta che sia la squadra forte, giocano e vincono, non c'è mica problema. È una battuta, dai. No, non lo so, è molto personale questo fatto qui. Qualche giocatore ha delle richieste importanti, è chiaro, qui c'è un progetto, se sposi il progetto accantoni tutto, poi è chiaro sarà un discorso società, accontentare o meno, un po' ormai è un discorso di mercato in questo senso. Però Giorgio mi permette una cosa, io sono venuto qua per dire una cosa, no? È stata una stagione grande, ed è il messaggio che ho mandato ai ragazzi dopo quando siamo tornati. Cioè, non deve passare perché abbiamo sbagliato un rigore, un episodio non cambia tutto quello che è stato il percorso, cioè, troppe volte parliamo sempre soltanto delle cose negative, è stata veramente una stagione importante. E tu vorresti ripartire? No, io non dico niente, io dico soltanto, se fai questo ragionamento... io sono venuto qua, io ti ho detto, non è importante, io voglio veramente sottolineare veramente che abbiamo fatto una stagione... C'è qualche giocatore che ti ha un po' deluso quest'anno di questa rosa ampia? No, guarda, i giocatori sono stati bravi, è chiaro che io sono dell'idea che vanno messi nelle condizioni, poi... Credo che qualcuno ha avuto una stagione veramente sfortunata perché gli infortuni incidono moltissimo, perché avere un ruolo ci vuole un po' di tempo, cioè io nei giocatori so che hanno dato tutti il massimo di quello che potevano, è chiaro che uno può sempre fare meglio, però non ho veramente niente. Senti, mi puoi dire il tuo preparatore se... È un bravo preparatore quello che lavora con te? Adesso va troppo male, tanti infortuni, ma i preparatori no, sono perché due. Ti dico, l'impressione, non te l'ha fatta nessuno, però te la faccio io delle volte, che eravamo una squadra macchinosa, una squadra che non aveva quella che ti era, ma la risposta in parte me l'hai data che era un problema di testa, io spero ma vuol dire Giorgio, quando c'è una stagione così lunga, perché comunque giocare contro il Padova, trovi sempre squadre che vogliono fare la partita della vita, per adesso sono sempre partite tutte dietro, contropiede, giochi con la squadra più forte perché tutti dicono, poi lo abbiamo dimostrato, però ogni partita per gli altri è sempre stata la partita, io mi ricordo squadre che vincevano con noi. Ma anche chi affronta la Juve, il Milan Inter è così, bravo, ma lo sai già in partenza che è così. Sì, ma ho capito, noi siamo in Serie C, siamo il Padova, abbiamo una buona rosa, tutto, però sono diversi proprio
livello nervoso, quindi ogni partita è un dispendio. Quello che devo dire, magari nel finale non eravamo brillanti, ma ci può stare. Certo, ma sì. Tu puoi, però io credo quello che col direttore, anche non brillanti dovevi portare a casa quel punto doveva essere nostro in tutti i costi, anche in un momento, in una stagione in cui sei partito forte, poi hai avuto dei cali, poi sei ripartito, cioè non è che la stagione parte ai 100 all'ora e arriva ai 100 all'ora, non succede neanche ai grandissimi, cioè, quindi voglio dire, con tutte queste cose qui ci mancava veramente poco. Ma tu hai parlato in questi giorni con la proprietà? No, io guarda, con la proprietà ti ho detto, non ho parlato dopo la partita, non ho detto una parola fino al venerdì mattina, insomma siamo in albergo insieme, sono sceso, siamo parlati con Sean, 5 minuti, c'era anche l'Alessandra, la Bianchi, Fabio, Gatti, 2 minuti, ci risentiamo fra 5-6 giorni, loro devono avere... Quindi, ma no, ho capito, ma hai una percezione secondo te? No, non ho percezioni, sinceramente adesso la priorità... Credo, io mi metto, non sono più l'allenatore ma sono un padovano e mi sento, è la sicurezza della società. Tu posso dirti, uso il tuo termine, tu sei incazzato e vuoi ripartire con il Padova, posso dire questo? Giorgio, io ti dico che la priorità è la proprietà. Questa ascolta è quello che ti dico io, tu sei incazzato e vuoi ripartire con il Padova? Io dico che la priorità adesso è un percorso che deve essere indirizzato dalla società. La società deve dare l'input. Sono molto d'accordo con questo discorso. Sono molto d'accordo con questo discorso, che la società è il punto nodale in questo momento, perché credo che effettivamente... Scusa, ma c'è la telefonata, chiedo regia, perché mi ha scritto telefonata e non vorrei fare attendere qualcuno. C'è la telefonata? Di riferimento, okay, cioè non è che lo deve dare adesso, perché adesso è chiaro, è finita la stagione, deve riprendere un'altra, ma nelle 2 precedenti la società è sempre stata bella presente, seria, anche se magari io per primo mi sarebbe piaciuto conoscere il presidentissimo, però... Tu non l'hai mai visto, credo? No, io non l'ho mai visto, siamo messaggiati ma non l'ho mai visto. No, era venuto, mi ricordo, una volta venne l'anno prima col Vicenza, poi una partita disgraziatissima, però per il tifoso, credo per l'ambiente sia importante, la solidità è quella, credo che sia... Comunque appunto... Stavo dicendo che, l'ho scritto anche un mese fa sul Mattino, questa cosa qua, e cioè che la società a me dà fiducia come solidità della società, e devo anche dire che la società non ha mai fatto dei proclami, a differenza di altre gestioni che noi ci ricordiamo. Ha messo i soldi però, Mario. No, appunto. I soldi non sono proclami di ma sono scritti. Ma voglio dire. È ancora peggio, perché se tu metti i soldi, no scusami, se tu metti i soldi e prendi 6 milioni il primo anno, perché ho fatto vedere il bilancio all'euro esatto, e quest'anno ne ha persi qualcosa di più perché il budget è aumentato. Non dirà nulla, però alla fine in tasca sono usciti e dice. Quindi, ho capito, ma abbiamo assistito a delle gestioni in cui c'erano tanti paroloni e poi non c'era sostanza. Qua invece, perlomeno, secondo me, c'è sostanza. Okay. La seconda cosa quello che io credo è che se la società, oltre a mettere il budget per il campionato, se è vero che fa il centro sportivo, che vuole fare il centro sportivo, vuol dire... Io su quelli ho molti dubbi. Però sembra, ero qua una sera che c'era la Bianchi. Però Mario, è da 1 anno e mezzo che dovremmo vedere qua renderi. 1 anno e mezzo. Mi lasci finire un attimo? Ma io non credo questo. Ho capito, bene, tu non ci credi, io dico, infatti ho detto se è vero questo, se fosse vero questo, vorrebbe dire che la società non si limita al terzo anno, perché adesso qua tutti siamo convinti che, siccome ha detto in 3 anni, questo è il terzo anno e quindi per 1 anno si impegna. Il problema non è che si impegni per 1 anno, perché anche alla fine della prossima stagione, toccando tutto il ferro che si può toccare, può sempre succedere, perché il calcio, il pallone rotondo, eccetera, abbiamo visto quest'anno, che nonostante tutta la buona volontà non riesce a raggiungere il risultato. Dopo cosa facciamo? Crolliamo, ci andiamo di nuovo... Prima o dopo sì. Allora, perdonami, io l'ho anche scritto. Cioè, questa mancata promozione costerà dai 5 ai 6 milioni di introiti in meno. Supera i 6 milioni. No, 6 milioni di introiti che non arrivano dalla Serie B. Scusami. Il Cittadella ne ha persi 30 non andando in Serie A. Cioè, sono soldi che poi chi amministra una società di calcio deve comunque tenere in considerazione, perché un conto è partire con 5-6 milioni che ti arrivano di introiti sicuri per i diritti TV.
un conto è partire da zero. Io da questo punto di vista una domanda ad Andrea però gliela faccio: se ti fosse data la possibilità di continuare a guidare questo gruppo, ti chiedo con la massima sincerità, qual è l'errore che non commetteresti? Cioè tu quest'anno hai fatto sicuramente grossi risultati, però ti sarai probabilmente rimproverato qualcosa. Ecco, qual è l'errore che eviteresti di rifare? Adesso così faccio fatica a dire uno che credo che possa, non lo so, gli errori ne ho fatti, sicuramente ne ho fatti, magari fai fatica a renderti conto quello che è, però chi è che non li fa in una stagione, certo, voglio dire, faccio fatica. Telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Buonasera, Enrico da Padova. Prego Enrico. Saluto tutti gli ospiti, in particolar modo mister Mandollini, al quale volevo dire questo. Faccio questa domanda e poi una considerazione, poi vi saluto. Domanda, anzi tu affettuosamente sei arrivato a Padova dicendo che avevi un debito di riconoscenza. Beh, il debito è aumentato, quindi adesso di a Giorgio e a tutti noi padovani che hai una voglia matta di metterti giù, ma duro e portarci in Serie B, perché questo è che vogliamo sentire. Ok, poi una considerazione sulla rosa. La rosa è un'ottima rosa. La rosa è un'ottima rosa, 3-4 innesti e stiamo a posto. Se noi avessimo avuto Buglio e Beretta, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. Attenzione che il prossimo anno Paponi e Biasci fanno 40 gol, perché quest'anno si sono curati, il prossimo anno hanno voglia per la loro carriera di spaccare anche loro. No, speriamo sia così. Grazie Enrico della telefonata. È quello che ho detto prima, devi dire se rimango. Sono incazzato, voglio vincere. Non voglio fare il portavoce del mister, però no, se lui è qua in questo momento vuol dire che ha voglia di ripartire, se no non sarebbe venuto. No, ma Stefano, io sono veramente, io sono venuto qua perché ci eravamo messi, io non avevo parlato, non mi era piaciuta neanche a me, però non potevo andare contro quello che era, non volevo, voglia di parlare, cioè non trovavo veramente, aveva ragione Stefano, e questa trasmissione era in questo senso qui, no? Non era perché scappare o mancare di rispetto, assolutamente. E poi è venuto fuori tutto il resto. Quello che ho detto prima, e lo ripeto, mi dispiacerebbe buttare via un anno di lavoro, ma ci sta, voglio dire, non dipende da me, io posso dire, ma poi chi decide sono altre persone e va bene così, ed è giusto che sia così. Ma visto che sei sempre stato schietto, ti chiedo questa cosa. Perché si dice che potresti non rimanere? Perché negli ultimi mesi... Io non ho parlato con la società, siete voi che l'avete tirata fuori da Padova, quindi si vede che è così. Sembra che il rapporto con Sogliano non sia stato forte come era inizialmente con te. Magari c'è stato qualcosa, quello che ci puoi dire secondo te, o magari niente di irreparabile? Sean è come me, quindi... Io posso aggiungere, fermo, posso aggiungere una cosa. Una determinata partita la proprietà aveva messo in discussione Mandollini e Sogliano ha detto no, rimane Mandollini. Vi dico che dopo la partita, non lo so. Dico dopo la partita di Modena. No, ma dove la partita? Di Modena. Così se lui non lo sa, io ho detto io adesso. Darsi, ci sta che la proprietà vede sfumare il campionato. Siccome tutti dicono Sogliano non va d'accordo con Mandollini, è una voce che ripercorre, arriva anche da Verona questa voce. E allora, invece, io finisco, scusami, non sarei qua. Aspetta che finisco, aggiungo Stefano Volpi quello che hai detto, per certo, che dopo la partita col Modena la proprietà non ha detto lasciamo casa, aveva messo in discussione Andrea Mandollini. Si è messo di mezzo Sogliano, ha detto no, Andrea Mandollini rimane. Era completamento del ragionamento tuo. L'ho detto all'inizio, no? Io col direttore... Perché io non vengo a capo, ma so le cose. No, ma con Sean c'è proprio un rapporto molto diretto. Dopo Modena io non ho proprio peli sulla lingua, ci siamo incontrati, siamo andati in camera mia, siamo stati lì, è chiaro che è normale che dopo vedi perdere il campionato. Quindi è vero quello che ho detto? Sì, però voglio dire una cosa, no, ma era una mia sensazione, io la mia sensazione ho detto ma come? Abbiamo perso così, abbiamo ancora tante gare, può succedere ancora di tutto e metti in discussione, mi conosci da 4 anni, io lo sa anche lui,
abbiamo vinto 2000 partite di qua e di là, perdiamo una partita è tutta colpa dell'allenatore. Mi sembrava un po' particolare, giustamente uno deve anche rendere conto a più. Quindi, ma con Sciopero c'è sempre stato un rapporto proprio diretto. È chiaro che qualche scontro, ma un confronto, scontro è diverso, cioè nelle dinamiche, in tante cose, e ci sta, credo che però i numeri sono quelli. In questa stagione, pur sfortunata nel finale, abbiamo fatto dei numeri dal 34, visto che non c'erano questi numeri qui. Cosa succederà? Perché siamo in chiusura, chiedo a tutti voi, cosa succederà secondo voi? No, la prima domanda, c'è una sola domanda, tu non hai procuratore, tu ti gestisci da solo, giusto? No, io ho un procuratore, avevo un amico, ma ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. Ma che gestisce anche Matteo? No, sono due parrocchie diverse, quindi ognuno... Quindi fai da solo? No, faccio da solo, faccio dei casini, non sono capace, non sono mai stato bravo a... Ho puntato sempre sui risultati come puntavo di vincere qua e anche... Allora, Andrea, abbiamo capito e ci terrebbe moltissimo a rimanere, ovviamente lo diciamo noi, non lo dice lui, perché ovviamente dopo il lavoro svolto quest'anno, che tutto sommato nel ragionamento che ha fatto molti punti, molte vittorie, manca poco, smantellare sarebbe una follia da un punto di vista. Ecco, ma voi che seguite il Padova, che conoscete l'ambiente, cosa succederà rapidamente? Stefano Ede, Stefano Volpe, Andrea Miola e poi Mario Riccardo e poi Francesco Conchiglia e poi chiudo. L'ho detto prima, c'è un incontro che ci sarà. Ma secondo te cosa succederà? Cosa succede, Giorgio? Più o meno come la vedi te, insomma, cosa succederà? Andrea andrà via, Andrea rimarrà, Soliano andrà via, Soliano rimarrà. Io su questo ho ancora dei dubbi, cioè sul fatto che Soliano resti ho dei dubbi, personalmente ho dei dubbi. Quindi è un po' legato direttamente anche ad Andrea, perché loro sono sempre andati, tra virgolette... Se dovessi fare delle percentuali, Stefano? Secondo me Soliano 50 e 50, in questo momento non lo vedo. Ultimamente non ti sbilanci più, sei peggio Ma no, ma non lo vedo in questo momento al 100%, perché parliamoci chiaro, mi prendo 30 secondi in più, se mettiamo in discussione lui, e ci sta, mettiamo in discussione anche chi l'ha scelto. Perché allora, scusami, non è che le colpe, tra virgolette, ricadono sempre su una sola persona per il discorso che facevi tu, paga sempre l'allenatore. No, allora si rimette in discussione anche chi ha scelto, perché è una questione anche, tra virgolette, di suddivisione delle responsabilità. Ma stiamo parlando di una squadra che è arrivata prima. Ma no, ma non sto parlando di principio, Andrea. Ho capito, ma... I numeri non si discutono. È il risultato finale che purtroppo è stato negativo. Ma i tuoi numeri... non voglio difendere il direttore, ma i tuoi numeri non si discutono. Cioè, in 2 anni ha portato la squadra, è quello che era, e secondo me, te l'ho detto, sì, ma la causa, Andrea, per come cioè, il concetto che viene fuori in questo ragionamento è come è perso questa, che sei arrivato prima, è vero, però è stata persa avendo un vantaggio. Se perdevi recuperandoli, forse il ragionamento non sarebbe stato diverso. Tu stesso hai confermato quello che è successo dopo Modena, che tra voi due vi siete confrontati. Io dico che se il discorso dell'area tecnica è anche perché ma questa proprietà... ma ci siamo confrontati tante altre volte. Modena è stata... ma probabilmente quella è stata... per tutti ci mancavano ancora 2 gare, giustamente... sembrava svanita così come è stata. Una scoppola che appunto... Ma voglio dire, l'area tecnica sei tu e lui. Quindi voglio dire, se va in discussione l'area tecnica, va in discussione tutto il blocco. Non è che può andare in discussione solo l'allenatore. Però Stefano, va in discussione l'area tecnica. Stiamo parlando da tutta questa sera, che è una squadra perfetta di tutto. Sto parlando se io oggi sono la proprietà. Mi chiede Giorgio cosa dici? Io dico che come proprietà non è che ci ho capito molto. Il finanziere se ne sta a Londra e non può venire giù, perché se viene giù deve farsi 5 giorni di quarantena e poi... per cui scordiamoci che venga a Milano. L'incontro sarà tra di loro e per capire. È chiaro che poi, come tutte le scelte che vengono fatte tecniche, è il direttore che sceglie l'allenatore. Quindi è lui che... E quindi tu hai dubbi che rimanga anche Soliano, giustamente. Corretto, Stefano, corretto, tu scusa, non fa la piega. Non fa la piega, Stefano. Poi può darsi che sia meno informato di altri. Perché sicuramente dici, se errore è stato fatto quest'anno, è anche responsabilità del c'è un errore, è una questione di suddivisione e di responsabilità. Stefano Volpe, in chiusura, cosa ti aspetti, cosa succederà secondo te? Ovviamente aspettando questo incontro, però il tuo punto di vista, seguendo giornalmente il Padova, qual è? Vi faccio un cappello velocissimo. Abbiamo detto tutti i record che ha fatto il Padova quest'anno. Una cosa non si è detta, che secondo me
è il Padova, dal punto di vista del gioco, il Padova migliore degli ultimi 10 anni. Cioè, noi che abbiamo avuto la fortuna di andare allo stadio, perché i tifosi non l'hanno avuta, anche questa è una beffa, abbiamo visto delle belle partite, ci siamo divertiti in alcune, cioè abbiamo visto proprio giocare bene, e a Padova si è visto raramente. Poi alcune partite le abbiamo giocate male e tutto, però anche questo è da dire. Detto questo, per quello che dicevamo prima, sinceramente dico che secondo me Sogliano forse rimane, Mandorlini no, ma per quello che dicevamo prima, che la società l'ha messo in dubbio, e quindi io credo che chiaro. Andrea Miola e Mario Riccardo. Sì, io credo che la chiave sia la fiducia che ha la società, intesa come società in senso lato e non solo come area tecnica, nei confronti del mister. Per quello che è successo eccetera, però i numeri e i risultati li abbiamo sott'occhio tutti, si tratta di capire. Sono molto incerto perché appunto mi mantengo anche una piccola percentuale di dubbio appunto sul discorso di Sogliano, anche se di principio la continuità di solito è l'arma vincente, ecco, in un progetto. Mario? Prima dico quello che auspico, e che è che la società non sia un programma di un anno, ma che sia una prospettiva più ampia, quindi secondo me è legata anche al discorso del centro sportivo, perché vorrebbe dire mettere delle basi per una programmazione pluriennale che va oltre il semplice allestimento della squadra di calcio. Scusa, questo centro sportivo che costerebbe 15 milioni di euro. Problema. Allora io dico solo quello che la Bianchi ha detto. La Bianchi, quando è venuta qua qualche mese fa, ha detto che dopo che a febbraio pensavano di presentare. Io completavo il tuo ragionamento dicendo che non è che tirano fuori 2 lire. No, appunto. E quello dimostrerebbe che sarebbe un progetto, sarebbe su un progetto serio, un progetto di lunga durata, perché è inutile che discutiamo di stagione in stagione, perché sennò non ne andiamo fuori. Per quanto riguarda i pronostici, non sono mai stato bravo nei pronostici, però l'unica cosa che penso è che o restano tutti e due o non resta nessuno dei due, secondo me. Questa è la mia sensazione. Francesco? Abbiamo un attimo il telefono che ci suona, Giorgio, dateci un secondo che siamo coi tifosi che veramente ci tempestano adesso di messaggi e di telefonate. Cosa facciamo qui? Devo chiudere? Cosa facciamo? Aspettiamo la telefonata di Francesco. Magari ti dico solo che faccio un attimo fatica a risponderti in questo momento perché devo rispondere anche ai tifosi da casa, dammi solo un minuto. Va bene, devo chiudere però Francesco, come facciamo? Lo so, devo dire ai tifosi che purtroppo il nostro tempo è terminato, lo sentite, ce l'ho qua. Sì, no. Rispondi pure, rispondi in diretta. A suonare. Rispondi in diretta, sentiamo cosa vuole. Abbiamo già risposto in precedenza, credo di aver capito chi è, gli devo comunicare che purtroppo non potrà intervenire Giorgio, quindi insomma... Va bene, e tu hai una domanda, una considerazione per quanto riguarda l'annata, visto che hai seguito tutte le gare del Padova, l'intervista del post partita, cosa succederà secondo te a Padova tra poco? Allora Giorgio, cosa succederà? Sono d'accordo che in questo momento sia difficile da pronosticare. Devo dire la verità, ne abbiamo parlato anche nel corso di tutta l'annata, Giorgio. Ho avuto anche questa sera, lo dico sinceramente a mister Mandorlini, quando si parlava delle partite in cui il Padova ha cercato di gestire, l'ha detto anche lei mister, il Padova ha fatto fatica, e forse quando si parlava di mentalità credo che sia questo il salto di qualità che deve fare il Padova il prossimo anno, perché se è il terzo anno ed è quello in cui si deve vincere per chiudere il progetto triennale con la promozione in Serie B, evidentemente non ci sono altre alternative. Perché dico questo? Perché io dico la verità, mister, stasera ho fatto fatica a capire, quando parlava per esempio della partita di Trieste, dove sta la differenza tra la squadra che cerca di gestire e la squadra che tra virgolette un po' si accontenta. Forse è questo credo che l'errore che abbia fatto il Padova in quel tipo di partite lì. Non so se lei mi può rispondere a questa domanda, io sinceramente avendo visto le partite... Va bene, però Francesco, dopo questa cosa che abbiamo... cosa ti aspetti che succederà all'interno del Padova secondo te? Questa è la domanda che ti faccio, se hai una risposta o se non ce l'hai. Ti ho detto, in questo momento io faccio fatica a fare pronostici. E quindi nessuno si sbilancia, No, ma anche perché non c'è. Che hai detto. No, non c'è, scusami, ma solo per chiudere, non c'è ancora nessun dato di... Cioè, io stasera lo rivedo con piacere, dopo quasi una settimana... Ma sai che sei una faccia cattiva oggi? Ma no, non sono... Sei davvero peggiorato è invecchiato. È invecchiato, sì. Ecco, sarà invecchiato. È andato in pensione, è stato via tutto il giorno. Appunto, sempre in giro. Voglio dire, lo rivedo Andrea dopo 7 giorni, non c'è nessuna novità. Dobbiamo andare a mangiare. Sì, ma ti faccio una domanda, tu hai novità?
Se tu hai avuto un segnale finora dalla società, io ti dico, io credo che non ci siano novità in questo momento, visto che poi ci sarà l'unica novità che ho è che c'è il budget dell'anno scorso, questo ce l'ho. Sì, ma questo ce l'ho. Dopo tutto il resto è tutto in discussione. No, non è poco. No, appunto, è in discussione obiettivi, uomini. Aspettate, i giocatori. Sapete che poi nella vita, Stefano, nella vita io dico una cosa che ho da notizie abbastanza vicine alla società, però magari poi nella vita vengo smentito, dunque mi prendo il beneficio di inventario, però da fonti abbastanza vicine mi dicono che Ugurlian per il terzo anno manterrà la parola, come hai detto giustamente te, e metterà un budget come quello di quest'anno. Perché quest'anno è stato aumentato poi, perché con gli acquisti che ha fatto il Padova, con tutti quelli che ha incontrato, è stato anche aumentato, quindi... però il budget ci sarà e quindi non è un problema di budget, se le scelte tecniche vengono fatte, verranno fatte, sono tutto qui. Va bene Andrea, è andata così e quest'anno speriamo... Saluti a tutti. Ecco, no, io ti ringrazio che sei venuto perché hai chiarito ovviamente con i tifosi quello che era giusto chiarire, come ha detto Stefano, staremo a vedere, la settimana prossima si dovrà sapere ovviamente le intenzioni della società, se sarà con Sogliano e Mandolini oppure con nessuno dei due, oppure con tutti e due, oppure con uno sì, uno no, staremo a vedere quello che accadrà, sperando tutto per il bene del Padova. E mi auguro anche che venga fatto il centro sportivo, ma lì ho molti dubbi, molti. Beh, comunque qualcosa prima di fine settimana sapremo. Sapremo tutto. Vabbè Stefano, noi ci rivedremo lunedì, però magari un po' più allegro di stasera. A me dispiace, perché ti pare che noi come giornalisti siamo contenti di stare in Serie C? No. Ecco, ma tu fai Serie C. Allora, tu fai Serie C col Padova, Serie B col Cittadella, piace a nessuno, Serie A col loro, cioè vai Champions, tu hai dappertutto. Ma non è questione di quello, è questione che non è bello, divertente, oltretutto dileggiati dai vicentini, perché passano quando passano i messaggi. Ce l'ha con i vicentini. Sì, perché... Grazie a Stefano Edri, Andrea Miola e a Mario Liccardo. Grazie mister Mandolini, in bocca al lupo, speriamo di rivederci che l'anno 21, sempre con alla guida del Padova, così avremo modo di ritrovarci, magari sperando di andare finalmente in Serie B. Grazie anche a Francesco Cocchiglia. Grazie a voi Giorgio, non so se volete in chiusura che vi dia il tabellone completo degli ottavi degli europei. Sì, dai, vai. Alla fine la Germania è riuscita a pareggiare, quindi l'Ungheria, nonostante gli applausi, non è riuscita a passare. Allora, Italia-Austria, si sapeva che questo è il primo ottavo di finale, la vincente affronterà la vincente di Belgio-Portogallo, partita assolutamente importante. Poi ci sono Francia-Svizzera e Croazia-Spagna da questa parte del tabellone. Dalla parte opposta c'è un'altra partita abbastanza di grido come Inghilterra-Germania, che poi si incrocerà contro la vincente tra Svezia e Ucraina, e le ultime 4 squadre sono Olanda-Repubblica Ceca e Galles-Danimarca. Grazie a Marco, grazie a Claudio in regia, Elisabetta Corazza collegata con i tifosi, la Belmaris. Noi ci vediamo domani 12:15 l'informazione TV7 e ovviamente non c'è più il governatore Zaia, il presidente Zaia, perché finalmente questa storia di questo virus speriamo sia arrivato quasi al termine e che ci sia una nuova vita dopo quest'anno e mezzo davvero di una vita difficilissima. Buonanotte a tutti.